Dal 1 luglio entrerà ufficialmente in vigore il Green Pass europeo, necessario per spostarsi tra i paesi dell'UE, ma anche per far visita agli ospiti delle case di riposo o prendere parte ad un ricevimento. A breve il premier Draghi firmerà il nuovo DPCM che regolerà il certificato nel nostro paese. E stando a quanto si apprende da una prima bozza, il decreto non solo delineerà gli aspetti tecnici del pass, ma anche tutto ciò che ruota intorno ai controlli, che potrebbero essere affidati non solo ai pubblici ufficiali, ma anche ai responsabili delle strutture stesse. Ma c'è di più. Da quanto si apprende infatti, preso il certificato potrebbe essere esteso anche ad altri settori come ristoranti, discoteche o hotel, demandando ai gestori il controllo tramite QR code e un'app apposita. Una possibilità che divide le categorie che, seppur condividono l'importanza del Green Pass, dall'altra non nascondono i dubbi sull'attuazione della vigilanza. Per Federalberghi il certificato rappresenta un'ulteriore garanzia di sicurezza. Sicuramente il Green Pass può rappresentare a mio parere, un plus in più, perché quest'anno rispetto all'estate del 2020 forse c'è un po' più di consapevolezza. Per facilitare il lavoro, De Cassana avanza una proposta. Sto pensando ad un viaggio aereo, per esempio, in cui chiedono esclusivamente un'autocertificazione del proprio stato di salute o di vaccinazione. Anche Veneto Imprese Unite vede nel Green Pass un'opportunità di garanzia, ma preoccupa la gestione del controllo. Quello del Green Pass può essere un'opportunità per alcuni settori per poter comunque ricominciare prima del previsto, penso alle discoteche, ai grandi eventi, anche ai matrimoni stessi, e quindi rimettere in moto anche queste ultime filiere. Però ancora un'altra volta, l'ennesima volta, torneremo noi gestori e proprietari a dover essere i controllori. Rischia di essere, aggiunge Penzo Aiello, un ulteriore ostacolo alla ripartenza. Tutti questi limiti, le 6 persone per tavolo, adesso il Green Pass, tutto quello che verrà fuori nelle prossime settimane, perché ormai non ci sorprendiamo più di nulla, rischia di essere l'ennesimo freno a mano tirato per la ripartenza di un settore forse tra i più colpiti dalla pandemia.